Tutto pronto per l'esordio nel girone D per Vittorio Veneto e Cremona. Vittorio Veneto che si schiera oggi con Federighi in porta, Borsatto, Ferrazza, Guastone, Gencarelli, Mercuri, Capocchiano, Quaretti, Pintus, Abaterusso, Alghisi. Cremona invece con Maldifassi, Bruzzone, Bianchi, Frontino, Fini, Baroni, Bonato, Maggini, Baggio, Pop e Petrò. Tutto pronto per il direttore di gara. Si parte con il pallone tra i piedi dei giocatori in maglia azzurra, il Cremona, con Maggini subito al lancio lungo dove però non c'è nessuno dei suoi. Ora Vivi in zona offensiva con Abaterusso che cerca la sponda, Bruzzone bene di testa e poi sforbiciata di Gencarelli, palla alta, molto bella l'esecuzione, la riuscita un po' meno ma era veramente complicato impensierire da lì. Maldifassi. Palloni tra le mani di Federighi che va subito al rilancio, cerca di far scattare il contropiede dei suoi, Mercuri sulla destra, palla in avanti, bello il tocco e poi Abaterusso può approfittarne, salta il portiere, attenzione, porta vuota, ancora Abaterusso e poi Maldifassi in uscita bassa, ottimo tempismo, fa su il pallone, Abaterusso si congratula con il portiere avversario. Maldifassi quasi a centrocampo addirittura, palla lunga, chiusa bene dalla difesa del VV, poi colpo di testa, c'è Vitale appena entrato che prova! La palla è lentissima però finisce tranquillamente tra mani di Federighi. Maldifassi ancora, si appresta a rilancio lungo. La palla spiove nell'area di Petrò che riesce in qualche modo a farla passare insieme a Marino nella zona di Vitale. Poi palla larga su Baroni dentro! Marino per il gol dell'1-0. Ma è tutto fermo, l'arbitro alza il braccio sinistro, è fuori gioco di Marino. Ad occhio potrebbe starci, adesso rivedremo il replay. Ecco il replay. Vitale molto bravo ad aspettare Baroni sulla fascia destra, il numero 7 arriva col tempismo giusto, mette dentro una gran palla e poi Marino era stato bravissimo di tacco a metterla dentro, però evidentemente al di là salva la difesa del VV. Al via la ripresa con il pallone tra i piedi di Quaretti e il VV che subito prova a farsi in zona offensiva. Chiude bene però la difesa del Cremona che ora riconquista un altro pallone e si affida per gestirlo ai piedi del suo numero 10 Maggini, allarga sulla destra dove c'è Frontino. Frontino imbucata dentro, intelligente, interessante per Baroni che col destro fa 1-0 per il Cremona. Grandissimo gol di Baroni che con uno stop orientato perfetto si facilita enormemente le cose, questa è tutta la differenza del mondo. Fa questo stop, pazzesco stop di Baroni, che poi punisce Federighi col destro, incrociato sul primo palo. Rivediamo qua, ecco perché esalto questo stop, perché con lo stop si facilita enormemente le cose, stop orientato perfetto e poi sotto il 7 sul primo palo, 1-0 per il Cremona. Situazione ora abbastanza intrigata in mezzo al campo, nessuna squadra riesce a riconquistare il possesso, la sbroglia in qualche modo il VV, senza fronzoli, palla lunga, cerca Abaterusso che cade in contrasto con Bruzzone, poi Maldifassi al rilancio, non c'è nulla secondo il direttore di gara, rivediamo qua col replay, Bruzzone prende palla, non c'è nulla, riparte ora il VV, con Guastone, in impostazione, lancio a cercare il suo capitano Quaretti sulla fascia destra, arriva il cross interessante per Abaterusso che stacca e poi il tap-in vincente di Ferrazza, grande stacco di Abaterusso che sa che un po' di questo gol è anche suo, rivediamo, prende l'ascensore Abaterusso, para Maldifassi ma non può nulla sul tap-in di Ferrazza, è 1-1 la ripresa VV. Punizione Cremona in zona offensiva, affilata al destro di Maggini, spioventi in area, si addormenta Rimini, Marino si ritrova lì il pallone e non riesce a mettere dentro, blocca Federighi che fa proprio ripartire Rimini con questo pallone verticale, bucano in due, attenzione può andare a Abaterusso in area, steso, non c'è nulla, sembra palla di Bianchi che... Adesso rivediamo, probabilmente colpisce prima il pallone. Sì, nettamente. Non c'è assolutamente nulla. Un minuto alla fine, rimessa VV sulla sinistra, Tommaso Guastone. Stop e prova ad andare in dribbling, viene fermato molto bene da Maggini che gli sradica il pallone dai piedi e prova a ripartire. Maggini la porta lui, supera la metà campo,
Maggini ancora in progressione, fermato con un fallo, speso molto bene la difesa del VV. Attenzione perché l'arbitro dice che è l'ultima occasione per il Cremona, dopo questo ci sarà il triplice fischio. Va Maggini, no, attenzione uno schema, Barone la mette a Maggini, all'ultimo respiro, il Cremona segna il gol del 2-1 e porta a casa 3 punti fondamentali per questo esordio nel girone D. Riguardiamo qua una palla clamorosa di Baroni, poi bravissimo Maggini nello stop e nel tiro nell'arco di mezzo secondo. L'arbitro fischia 3 volte, finisce qua, finisce con questo schema superlativo all'ultimo respiro. Un saluto e un ringraziamento da Matteo Levi.